Buona domenica, ben ritrovati, entriamo noi in diretta. Avete seguito fino a questo momento la festa, la grande festa per il 10° raduno del battaglione Gemona, la grande festa alpina, partita questa mattina all'alba con il treno della stazione di Treviso, proseguita poi con lo sfilamento e appunto la festa delle penne nere, e nel corso di questa diretta apriremo delle finestre sulla sfilamento, sulla festa del 10° raduno del battaglione Gemona. Ma in primo piano, come sempre, sapete, c'è la cronaca, e allora ritorniamo alla giornata di ieri con l'incendio doloso all'ex filatura San Lorenzo a Visnadello, ai confini tra i comuni trevigiani di Villorba e Spresiano. Le fiamme, dalla ricostruzione che è stata fatta, sarebbero partite da un furgone dove appunto è stato appiccato l'incendio, che poi si è sviluppato al resto della struttura abbandonata. Inizialmente c'era stato un allarme lanciato dal sindaco di Spresiano ai cittadini di chiudere le finestre perché all'interno si temeva potessero esserci dei rifiuti tossici, allarme che poi è rientrato nel giro di poco tempo, quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma chiaramente adesso è caccia ai responsabili, trattandosi di un incendio doloso, come detto. All'interno c'erano anche delle bombole di gas, una di queste è esplosa, e alcuni residenti avrebbero raccontato di aver visto dei ragazzini scappare poco prima che l'incendio si propagasse. Questo riapre chiaramente tutto il discorso sulle baby gang, o comunque sul disagio giovanile, di cui parleremo anche tra l'altro tra pochissimo con un ospite. Ma chiaramente poi riapre anche, riaccende i riflettori sul tema di tutte quelle strutture, capannoni, ma anche edifici, fabbricati abbandonati, che possono poi essere appetibili proprio per questi ragazzini che spesso tirano in ballo la noia a giustificare delle azioni che possono diventare anche molto pericolose, perché questa struttura, l'avete visto, è una struttura molto grande che si affaccia poi tra l'altro sulla Ponte Bana, e quindi la presenza anche di alcune bombole di gas potete immaginare quello che avrebbe potuto, che sarebbe potuto succedere. E poi un incendio, vediamo queste immagini, che si è sviluppato la notte scorsa in Viale San Lazzaro a Vicenza. L'incendio ha interessato un piccolo appartamento al piano terra di una casa del comune. Una persona è stata portata in salvo con l'autoscala, nessuno però fortunatamente è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Vicenza e successivamente in rinforzo da Arzignano con 2 autopompe, un autobot, un'autoscala e altri 2 mezzi, in totale 14 operatori hanno lavorato per spegnere le fiamme. Nessuna persona si trovava in casa, nell'alloggio dove è divampato l'incendio. Il complesso abitativo, composto da 10 appartamenti, è stato evacuato da tutte le persone, tra cui l'uomo fatto uscire, come detto, da una finestra con l'autoscala, impossibilitato ad uscire per il vano scale, che nel frattempo era stato invaso dal fumo. Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme all'appartamento, evitando un rogo generalizzato. Inagibile l'appartamento dove sono divampate le fiamme, quello corrispondente al primo piano, e parzialmente fino alla giornata di oggi anche quello al secondo piano. Tutti gli altri condomini, dopo i controlli dei locali, hanno potuto fare rientro in casa. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. E questa mattina alle 4:30, quindi questa notte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada pedemontana veneta in direzione ovest, all'altezza del comune di Volpago del Montello, per un'auto che è finita contro il muro di una delle gallerie e poi ha preso fuoco. Illese per fortuna le 4 persone a bordo. I vigili del fuoco, accorsi da Treviso, hanno spento le fiamme dell'auto, che è andata, la vedete, completamente distrutta. Le 4 persone sono state affidate alle cure dei sanitari del SUEM. Sul posto anche la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore.
ore. Altro incidente stradale sempre nella Marca Trevigiana, ma questa volta a Cavaso del Tomba, lungo la provinciale 26, dove un appunto è uscita di strada autonomamente per cause ancora da chiarire, si è ribaltata finendo sotto il piano stradale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo che hanno messo in sicurezza la vettura. I due giovani, poco più di ventenni, che erano a bordo sono usciti autonomamente dall'auto e sono stati affidati alle cure del personale sanitario del SUEM e trasportati con lievi ferite all'ospedale di Castelfranco. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. E poi c'è un altro incidente stradale, vediamo di recuperare in tempo reale le immagini, è accaduto a Breganze, eccole qui, la notte scorsa alle 3:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roncaggia, come detto a Breganze, per un'auto finita contro due pali del telefono che sono stati divelti. Illeso l'autista. I pompieri, accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno messo in sicurezza l'auto e ripristinato la circolazione stradale rimuovendo i pali finiti sulla carreggiata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa 2 ore. E pompieri al lavoro. Questa notte ritorniamo in provincia di Treviso, a Codognè, in via Cadore a Cimavilla, dove appunto i pompieri sono intervenuti per il crollo del tetto di una vecchia abitazione disabitata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco, accorsi da Conegliano, Motta di Livenza e Treviso, anche con l'autoscala, hanno eseguito un sopralluogo per escludere il coinvolgimento di persone. Sul posto anche il sindaco del comune e i carabinieri, ma come detto fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E vediamo se riusciamo ad aprire una finestra. Eccolo qui, andiamo a questa festa del 10° raduno del battaglione Gemona. Ritornerà verso Gemona per poi sciogliersi nel punto prestabilito. Vediamo i signori qua contenti. Benissimo, bello. Dove arriva? A Buia, diciamo, zona del Friuli. Cadonge. Allora lui l'hai fatto il militare? Sì, ma breve, 48 anni fa. L'ospedale militare praticamente. Praticamente lui l'ha vissuto direttamente, che storia del terremoto? Terremoto, sì, giusto. Sì. L'hai operato ma all'interno dell'ospedale oppure eri in sul territorio? No, nell'ospedale, sì. Un'esperienza che comunque l'ha segnato, in positiva. Frutti a volte, siete giovani, come i giovani sono disavvotati, sono in frusco, a volte già all'appello. E come se ve lo digi? Che si svegli. Grazie. Allora, andiamo a vedere, ritorno a parlare in italiano. Allora, abbiamo un altro giovane alpino che l'abbiamo visto prima, però lui l'abbiamo sentito, sentiamo anche te. Che vediamo, compagnia? Che compagnia sei? Alpini Gemona. Battaglione Glemone. Sì, intanto. Ecco, intanto dici, no? Ecco. Sì. Farai anche tu l'alpino, ma. Speriamo. E anche lui speriamo. Speriamo tutti e due alpini. Sì, mi raccomando. Vai da uno, Guai. Madonna. Bene, come ha detto papà. Allora, vediamo se troviamo anche altre persone, altri alpini, eccoli qua. Allora, buongiorno, dove arriva? Salso Maggiore Terme. Ecco, lei ha svolto servizio a Ugovica? Dove ha svolto servizio? Pontebbe e Ugovica. Ecco, che anno? 74-75. Ecco, si è trovato non bene, benissimo immagino. Abbastanza. Certo, perché di Ugovica era quella caserma un po' duretta, no? E abbiamo fatto una protesta. Ecco. Per mangiare. Certo, ma vi davano, senta, io prima ho chiesto a un suo collega di reparto se effettivamente c'era questa leggenda metropolitana che diceva che si trovavano anche scatolette residuati austro-ungarici della prima guerra mondiale. No. Era una leggenda metropolitana. Cibo scadente e basta. Certo. Forse era meglio quello allora. Grazie a lei. Allora vedo pronto Lucio, lo vedo già in postazione, allora a te Lucio poi mi ripassi la linea se vedo altre persone qui vicino. Va bene, allora
allora siamo da un'altra parte del piazzale della caserma Goi Pantanali, vedete ormai la celebrazione, anzi ormai il raduno volge al termine, ovviamente siamo sotto mezzogiorno, quindi è il momento, come si usa dire, dell'arancio, e per noi è anche un momento, come dire, per tirare un po' le fila di quella che è stata una grande giornata per quanto riguarda gli alpini, per quanto riguarda gli alpini del Battaglione Gemona, ma in genere per quanto riguarda tutti gli alpini, perché lo ricordiamo qui in questa caserma si ricorda quanti giovani di leva alpini dell'Udine, del Gemona, del battaglione logistico, insomma quante penne nere sono rimaste sotto le macerie del terremoto del 76, e quindi una doppia valenza. Certo il raduno è importante, certo ricordare il battaglione Gemona è importantissimo, però è stato altrettanto importante, l'abbiamo sentito in tutti i discorsi, il valore degli alpini all'interno delle comunità. E allora, prima di cedere per l'ultimo momento, diciamo così, la linea al nostro Omar, io mi voglio avvicinare, se ci riesco, al nostro Paolo Graziati, che è stato un po', diciamo così, colui che ci ha portato in giro, in quest'ultimo. Allora, esatto, immagino adesso comincia a essere veramente caldo. Sentiamo un attimo, è caldo a questo punto con questa divisione? Decisamente sì. Però voi siete ormai abituati. Sono degli arditi, non hanno... Sono degli arditi. Comunque bravi, grazie della volta. Noi ci mettiamo a lato perché adesso si sta concludendo praticamente questa... Sì. Ecco, adesso si esce dalla parte, diciamo, militare, perché non si può rimanere qui, e adesso dove si andrà? Adesso c'è il famoso rancio alpino che è qui a fianco in un'auto rimessa, insomma, però messa veramente a lucido, dove c'è la classica pasta asciutta alpina con del buon vino rosso del Piave, però abbiamo portato il vino del Piave. Che mi sembra una cosa. D'altra parte posso dire una cosa, noi veneti quando abbiamo sentito il nostro inno, l'inno del Piave, cosa... Bravo, è una cosa, è un'emozione incontenibile, anche se si è a pochi chilometri di distanza, però sentire il Piave per noi suscita sempre un'emozione, una vitalità e un contatto con le nostre radici che è qualcosa di immenso, devo dire la verità, e credo che sia condiviso, non è retorica. No, io che ero lì vicino, guardavo intorno, la vibrazione la sentivi ovunque, perché comunque fa parte della nostra storia, della nostra vita, dei nostri territori. Insomma, in sintesi, prima di dare proprio la linea per l'ultima volta al nostro collega Omar, che chiuderà il collegamento definitivo, contento, soddisfatto di questa giornata? Molto, a parte devo ringraziare il presidente Daniele Florento che mi ha citato più volte, ci siamo dati tanto da fare, loro molto di più per la verità, anche per questioni anagrafiche, insomma, quindi sono persone che hanno una certa età e lavorano alacremente proprio su questi progetti, e quindi io ricambio veramente ringraziamento perché mi hanno coperto in tantissime situazioni dove per esigenze lavorative non potevo esserci, e c'è una soddisfazione immensa che nell'aria, nell'etere si sente proprio questa gioia di averci ospitato da parte della cittadinanza, delle autorità, proprio è palpabile, no, l'entusiasmo, e quindi cosa dire, meglio di così non poteva. Il prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento? Beh, io sono di Roncade, quindi sei ad onore per il gruppo di Roncade che inaugura la sede. E poi ricordiamo quando? Il 5 maggio, 4 e 5 maggio, anche con una manifestazione molto importante con la Voce del Fronte, che però verrà pubblicizzata adesso in questi giorni, e l'inaugurazione della sede il giorno dopo, e soprattutto la Dunata Nazionale a Vicenza. E poi anche la Triveneta a Bibbione, esatto, sì. Va bene, allora andremo fra le onde. Grazie Paolo, torneremo in treno, è stato veramente bellissimo, grazie. Allora adesso vedo se riesco a raggiungere il collega Omar, che dovrebbe essere nei dintorni, vediamo se riesco a raggiungerlo per fare, come dire, la carambata di chiusura insieme, però non ti vedo, vediamo se in qualche maniera riusciamo a rivederci. Eccolo qua, chiudiamo insieme. Omar, cosa dici? Ormai qui, aspetta che ci mettiamo a favore di sole, perché i nostri colleghi chiedono sempre il favore del sole, quindi ci mettiamo così, cosa dici? Con la gente che sta, irrompete le righe, come si usa dire. Allora, il tuo commento? Diciamo è stata una bellissima giornata che ha riunito non solo gli alpini ma tutto il Friuli, si dice in questi casi, proprio perché l'alpinità è un sinonimo che lega insieme quello che è stato poi soprattutto sancito durante il terremoto del Friuli del 76, e noi ci troviamo proprio qui all'interno della
Goi Pantanali, dove perirono, ricordiamo, quasi 30 alpini, ma soprattutto siamo nella cosiddetta capitale del terremoto del Friuli. Dalle ceneri si risorge, dalle ceneri si riparte, ma in Daur. Ecco, questo è il messaggio che arriva al termine. Va anche detto che c'è stato un cordone ombelicale con il Veneto, con questo treno della memoria che ricordava i tanti alpini di ieri che partivano da Treviso per raggiungere il fronte russo, gli alpini diciamo di qualche ora fa, ovvero quelli che hanno raggiunto queste zone per fare il proprio servizio di militare, e gli alpini speriamo di domani, perché qui ho sentito molti dire bisognerebbe ripristinare una sorta di leva alpina che magari fa bene alle giovani generazioni. Non l'hai sentito anche tu nelle tue interviste? Sì, l'ho sentito anch'io, confermo, ma soprattutto secondo me il discorso di riportare in chiave, diciamo, visto che va tanto di moda, 4.0, quello che è magari il servizio militare rivisto e corretto nei tempi moderni, no? Cioè più un servizio civile direttamente, coinvolgendo i giovani e dando la possibilità a loro di mettersi in luce, perché molto spesso noi critichiamo i giovani, siamo stati giovani sia io che te, ognuno ha avuto il suo periodo generazionale, però chiaramente un anno d'esperienza secondo me non è sbagliato, proprio perché serve a temprare, e come ho detto prima all'inizio del collegamento, manco l'internet più il cabernet, di quello buono chiaramente, rigorosamente del Collio, ecco, ho sentito. Oppure un po' un raboso piave. Detto questo, da Omar Costantini e dall'amico Zanato Lucio è tutto, e come si dice nella lontana, non perfida Albione, ma nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Arrivederci. E allora grazie ad Omar e grazie a Lucio per averci accompagnato proprio alla conclusione di questa giornata di festa, partita come abbiamo detto questa mattina dalla stazione di Treviso con il treno che poi è arrivato fino in Friuli Venezia Giulia per festeggiare il 10° raduno del battaglione Gemona. Abbiamo sentito anche la voce delle tantissime persone presenti, e come sempre quando ci sono gli alpini chiaramente la presenza dei cittadini è sempre massiccia e calorosa. Torniamo però alla cronaca. Ieri a Colle Umberto, ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri a Colle Umberto, e siamo tornati in provincia di Treviso, in corrispondenza della rotonda tra via Menarè e via Calate, pattuglie dei carabinieri di Vettorio Veneto sono intervenute per un 47enne di origini senegalesi regolare sul territorio nazionale che era stato segnalato al 112 in forte stato di agitazione dagli addetti di un vicino ipermercato. Lo straniero, all'arrivo dei militari, prima ha tentato di allontanarsi, poi ha opposto resistenza, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata attraverso l'utilizzo del taser in dotazione ai militari. La condotta dello straniero, che in seguito all'intervento è stato affidato ai sanitari ma non ha comunque riportato lesioni, sarà posta al vaglio dell'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Insomma, momenti di tensione all'interno di questo ipermercato, ma si sono vissuti momenti di vero e proprio terrore. Ieri mattina, ora italiana, era pomeriggio, tardo pomeriggio, ora australiana, in un supermercato, in un centro commerciale di Sydney, dove anche qui un uomo armato di coltello ha seminato il panico e ha colpito a morte 7 persone, ferendo in modo gravissimo anche una bimba di appena 9 mesi. Ebbene, all'interno di quel centro commerciale c'era anche un fisioterapista trevigiano, Paolo Beraldo, che ha raccontato a Christian Arboit quei momenti tra l'inconsapevolezza di quello che stava accadendo e poi la paura e le urla delle persone. Sentiamo le sue dichiarazioni. Inizialmente non ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Io stavo camminando giù dalle scale mobili quando ho visto che stavano chiudendo alcuni negozi e delle persone stavano correndo. Sono andato giù in un negozio per fare la spesa ed è in quel momento che hanno chiuso le serrande ed hanno iniziato a suonare le sirene. We are in lockdown here, there's some crazy person. Ha vissuto attimi surreali Paolo Beraldo, trevigiano di 46 anni, testimone nell'inferno del Westfield, il centro commerciale di Sydney, teatro della follia di un quarantenne che ha ucciso a coltellate 6 persone, ferendone altrettante, tra cui un bimbo di 9 mesi. Con ogni probabilità le saracinesche abbassate di tutta fretta alle sue spalle hanno messo al riparo Beraldo dalla furia del killer. Per i primi 20 minuti nessuno sapeva veramente cosa stesse succedendo. Poi circolava voce appunto che una persona stava accoltellando delle persone, però non si sapeva se fosse una persona o più persone. In realtà
che stavano compiendo l'atto. Le urla erano più di persone che stavano correndo, perché non tutti sono riusciti a entrare nei negozi, alcune persone sono proprio scappate dal centro commerciale correndo. Nel centro commerciale è quindi il panico, come documentato dai video di chi c'era e che fin da subito sono circolati in rete. Il 46enne racconta lo smarrimento iniziale e poi il caos. La tensione è cresciuta quando dovevamo evacuare, perché anche gli addetti alla sicurezza non sapevano bene la procedura, non sapevamo dove dovevamo evacuare, quindi quello è stato proprio il momento di tensione dove non sapevamo appunto cosa stesse succedendo, perché poteva anche essere forse un'allarme bomba. Beraldo, che a Sydney lavora come fisioterapista, è cittadino australiano dal 2019 e fino a qualche settimana fa era ritornato nella sua Treviso, poi la decisione di partire nuovamente. La consapevolezza del rischio corso è emersa poco alla volta. È un po' adesso insomma che mi sono reso conto di essere stato a 50 metri, insomma 100 metri da un attentato, insomma. Di averla scampata poi nella vita, insomma, sì. 100 metri, 10 metri, comunque insomma l'abbiamo scampata. Sia io che altri miei amici che erano lì e non sapevo fossero lì, ci siamo sentiti per messaggio e insomma era una coincidenza che fossimo tutti lì. Di sicuro si può parlare di fortuna, adesso c'è da capire un po' come la città reagirà a questo evento. Torniamo in Veneto e andiamo a Vicenza. Rapine seriali, la polizia ha arrestato 2 stranieri che avrebbero colpito in almeno 4 occasioni. In manette un nigeriano e il suo complice senegalese. Si chiude così il cerchio su una serie di rapine commesse in città nelle ultime settimane. Rapine in serie. Efferate, violente, aggressioni pericolose. È partendo da questo video che riprende l'assalto feroce a un uomo che a Vicenza sta facendo bancomat in Viale Verona che la polizia ha portato avanti le indagini fino a chiudere il cerchio. In manette un nigeriano di 32 anni e un senegalese di 45, ritenuti responsabili di almeno 4 colpi, ma potrebbero essere di più. Credo che al di là dei 4 episodi accertati che sono stati considerati espressamente dall'ordinanza di custodia cautelare dell'autorità giudiziaria, ci siano altri episodi degli ultimi periodi, degli ultimi mesi, sui quali lo stesso Ufficio Prevenzione Generale sta lavorando in maniera molto puntuale per la ricostruzione. Abbiamo raccolto innanzitutto delle indicazioni da parte delle vittime che hanno subito questi reati e poi anche con alcune immagini di sistemi di videosorveglianza abbiamo ricostruito i passaggi, i movimenti di questi soggetti poi tratti in arresto ieri. Avevano seminato il panico a Vicenza tra il 4 marzo e il 2 aprile. Prima una rapina al bancomat di Viale Verona. Il nigeriano, armato di un coltello con la lama lunga 40 centimetri, minaccia la vittima. C'è una colluttazione, poi i malviventi si dileguano con 500 euro. Allo stesso sportello un'altra rapina con la stessa dinamica. Questa volta il bottino vale 600 euro. Nei giorni successivi, in Viale Sant'Agostino, una peruviana alla fermata dell'autobus viene aggredita. I 2 malviventi le strappano la borsa che contiene il telefonino e 80 euro. La vittima, cadendo, riporta ferite guaribili in 10 giorni. Un altro episodio in via Torino, dove un romeno viene avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta, poi viene immobilizzato e derubato del cellulare e di banconote per 70 euro. Anche la scelta delle vittime, in molti casi casuale, evidentemente era fortemente condizionata dall'assunzione di sostanze stupefacenti. I 2 malviventi, con precedenti per droga e per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati in una palazzina abbandonata in via Ferreto de Ferreti. Qui la polizia li ha raggiunti, arrestati e portati in carcere a Vicenza. Li abbiamo intercettati in uno stabile abbandonato che tra l'altro è in via di abbattimento e dove si nascondevano entrambi. Di fronte alla commissione di reati, comunque le forze di polizia ci sono sul territorio e danno delle risposte concrete. È chiaro, bisogna attendere qualche giorno, qualche mese a volte, ma le risposte arrivano. E allora dovremmo essere in grado, eccoci qua, di tornare
a chiudere un po' le file di questa giornata così importante per il raduno, il 10° raduno del battaglione Gemona. Siamo riusciti, Lucio, lo dico a te, lo dico anche a Omer, a prendere qualche pezzetto del vostro collegamento, perché ricordiamo che eravate in diretta anche su TV12 e quindi abbiamo sentito le voci delle tante persone presenti e anche qualche aneddoto che accompagnano sempre questi momenti con le penne nere. A voi la linea. Intanto ringraziamo qui l'esercito e gli alpini perché ci hanno permesso di rimanere qui per il collegamento. Ricordiamo, siamo all'interno di una caserma, quindi abbiamo proprio i minuti contati, però volevamo farlo qui con dietro la stele che ricorda quelli che sono stati i ragazzi, gli artiglieri e gli alpini che sono rimasti sotto le macerie di questo terremoto del 76. Omar, tu che sei qui, tu che hai radici profonde in questo territorio, gli alpini, il terremoto, la protezione civile, il senso di solidarietà, insomma ci sta tutto oggi. Diciamo, come ho detto in diretta, dalle macerie si riparte, dalle macerie si torna a crescere, dalle macerie si ricostruisce, dalle macerie si ritorna a identificarsi nuovamente nella propria identità. Mi scuso per il gioco di parole. Gli alpini sono sinonimo di friulanità, non solo in Friuli Venezia Giulia, in tutto il nord-est, in tutta Italia, ma anche fuori dai confini nazionali. Cosa significa? Significa che queste cerimonie mantengono vive le radici che nessun evento extrasismico e non solo può sradicare e bruciarle definitivamente. Queste cerimonie servono proprio a questo, cioè mantenere, far ricordare alle persone qual è stato e qual è e quale sarà il ruolo degli alpini, non solo esercito ma anche forza di pace. Ecco, e poi naturalmente le varie sezioni, i vari gruppi che qui comunque ho visto sono attivissimi, e poi c'è questo abbraccio della popolazione, abbiamo visto oggi, insomma, per essere, cioè non era una danata, è un raduno, eppure un abbraccio di popolazione notevole. Tra l'altro in qualsiasi fine settimana in Friuli Venezia Giulia, in particolare nelle province di Udine e Pordenone, si svolgono cerimonie di ricordo e anche di festa, in particolare dei vari gruppi, delle varie sezioni, e ogni volta c'è la voglia di far festa, nel senso la voglia di far festa in tutti i sensi, dove si ricorda un passato ma non si vuol cancellare il futuro. E ripeto, non voglio essere, come si dice, troppo invasivo, io non ho fatto l'alpino, però ho svolto il servizio militare, l'ho svolto nell'Arma dei Carabinieri, però tornerei domani mattina, se mi arriva la richiamata, e tornerei subito senza problemi, insomma, perché ti rimane dentro. Poi nelle tue interviste anche oggi abbiamo sentito questo bisogno di riportare i giovani a una sorta di regole. Anche da qui è arrivata forte questa richiesta. Sì, magari riveduta in chiave moderna, nel senso che non è più un discorso di mandare le persone con l'MG o fare i tiri da lontano, cioè portare la gente a livello operativo, pratico sul territorio, cioè un vero e proprio servizio civile, un anno anche per plasmare questi ragazzi che molto spesso vengono, siamo stati giovani, io, te e tutti, no? Siamo stati giovani e dobbiamo gioco forza fargli fare un anno di prova, poi da lì si capisce se una persona ha le cognizioni di capire cosa vuol dire la vita o altrimenti pensa ad altro. Per ultimo questo cordone ombelicale con un treno partito da Treviso è arrivato a Gemona passando per Udine. Certo, tra l'altro ricordiamo che la vecchia stazione ferroviaria era proprio qua dietro, cioè era Gemona piccola dopo il crollo del sisma del 76 in attesa della costruzione della nuova Pontebana. Il treno è stata secondo me una grande idea da chi l'ha voluta organizzare, perché ha portato tantissime persone a Gemona a conoscere e a scoprire le specialità anche del Friuli, oltre alla penna, come si dice, vediamo che tutto il resto. Francesca, come hai sentito Omar ti sta ascoltando, se vuoi fare qualche domanda. Io volevo sentire da un friulano doc le emozioni, perché sappiamo che quando gli alpini arrivano in una città, qualsiasi sia l'occasione, è sempre un momento di coinvolgimento. Abbiamo visto i grandi, abbiamo visto chi ha qualche capello bianco, ma abbiamo visto anche i più piccoli. Gli alpini non hanno età, non hanno limiti, piacciono in modo indiscutibile a tutti. C'è l'attrazione, no? Come si dice, l'attrazione che magari è generazionale, no? Dove ci sono i nonni, i bisnonni, magari presenti ancora, qualcuno è fortunato e porta i propri bambini, i propri nipoti, nipotini, insomma, a vivere queste cerimonie, come ho detto prima, no? Per cementare e far sì che non si dimentichi qualcosa di particolare. Sono le cose belle della vita queste, no? E sono le cose belle che servono proprio a portare e diciamo così, dare quell'incentivo in più per dire sono orgoglioso di essere friulano, alpino e perché no italiano anche. Io quello che Senti, volevo allora, chiederti, Francesca, facciamo Lucio, così, salutiamo.
Proprio al volo, prima che vi mandino via dalla caserma. Eccoci. Avete parlato di servizio civile, sappiamo che il sindaco di Treviso, Conte, aveva lanciato questa proposta per i giovani problematici, violenti. Questa proposta che voi avete rilanciato e che è insomma passata anche tra i presenti a questo raduno, è stata lanciata soprattutto dai più grandi oppure anche qualche giovane ha detto beh sì, io sarei favorevole a questo servizio civile, perché tante volte questi dividono in modo generazionale le persone, i cittadini? Ma principalmente diciamo dagli over 30-35 per essere largo di manica, mentre magari i giovani, quelli che abbiamo potuto incrociare lungo il percorso, stavano guardando, però più di tanto non è che erano invogliati a darci una risposta chiara e trasparente, no? Però chiaramente, come hai detto tu adesso, anche la proposta da parte del primo cittadino di Treviso potrebbe essere una famosa goccia nel mare, che però questa goccia piano piano si allarga e magari qualcuno la prende e la mette in pratica, no? Non solo sulla carta. Cioè secondo me inventare magari giusto per dire facciamo 6 mesi di naia non serve a nulla, però 6 mesi fatti bene, proprio come ho detto prima, a uso civile, coinvolgendo i ragazzi nella protezione civile e anche nel volontariato e via dicendo, lì vedi e capisci subito di che pasta sono fatti. Io ho usato un termine, no? Che possiamo ripeterlo tranquillamente nel telegiornale, un vecchio però qui problema, Lucio, abbiamo un problema nel collegamento. È meglio che no. Niente, dobbiamo staccare perché purtroppo... La finiamo subito. Aspetta, la finiamo subito con la battuta finale che fa un bravo friulano, cioè come hai chiuso prima? Beh, come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. A te Francesca. Mandi, grazie ad Omar Costantini e grazie a Lucio Zanato per averci accompagnati in questa giornata importante per Gemona. Un flash dal Corriere della Sera, ci siamo svegliati tutti oggi con la notizia, era annunciato, lo avevano detto dagli servizi segreti degli Stati Uniti, era atteso dall'Iran l'attacco in risposta a quello che è stato l'attacco israeliano all'ambasciata, alla sede diplomatica a Damasco iraniana. Ebbene, l'Iran con centinaia di missili e droni su Israele questa notte ha colpito alcuni bersagli israeliani, respinto il 99% degli attacchi. Biden ha chiamato Netanyahu in qualche modo frenandolo, dicendo non appoggeremo la vostra risposta a questo attacco, confermando comunque l'appoggio americano e degli alleati a Israele. E quanto accaduto questa notte in Israele è piombato anche nell'inaugurazione a Verona dell'edizione 2024 del Vinitaly, con l'annuncio che la Premier Meloni ha annullato la sua visita a Verona al Vinitaly perché ha convocato la riunione del G7 proprio per parlare di quanto accaduto dell'attacco iraniano in Israele. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo con altre notizie, con la cronaca, ma anche per approfondire alcune tematiche. A tra poco. Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato prima dell'incendio a Aspresiano, della possibilità che coinvolti ci siano dei ragazzini, ma di baby gang ne parliamo ormai purtroppo quasi quotidianamente. Treviso conosce bene questa realtà, da Piazza Borsa ormai da qualche anno è diventato un punto caldissimo, soprattutto nel fine settimana, di gruppi di giovanissimi che anche con un tantam sui social si danno appuntamento, spesso anche inscenando delle risse, ma anche episodi di maleducazione nei confronti dei cittadini. Abbiamo raccontato la vicenda di Luca Gobbo, aggredito in pieno centro a Treviso da 2 ragazzini ai quali aveva semplicemente, prendendo le difese di una signora che gli aveva semplicemente detto di non impennare con la bicicletta. Ma anche noi avevamo raccolto la voce di commercianti ai quali i ragazzini, in tutta risposta per una semplice richiesta di non sputare a terra, si sono visti a loro volta ricevere uno sputo in faccia. Insomma,
episodi più o meno gravi che portano alla ribalta il tema del disagio giovanile. Partiamo da questo insieme alla mia ospite, che ringrazio per essere con noi. Buona domenica, Letizia Baccichet, vicepresidente del gruppo ANAP provinciale di Confartigianato. Grazie per essere con noi. Gruppo ANAP, per chi non lo sapesse, che è l'associazione anziani e pensionati appunto di Confartigianato. Allora, vicepresidente, parte da voi nonni anche di ragazzi e adolescenti, questa richiesta di poter far qualcosa per affiancare quelli che sono i soggetti poi principali tirati spesso in ballo, le famiglie, la scuola, per aiutarli in questo compito che appare quanto mai complicato, di aiutare i ragazzi ad uscire da quei episodi di disagio che spesso li vedono protagonisti, soprattutto dopo la pandemia. Sì, è vero, l'idea è partita perché appunto ogni giorno si sentono di questi fatti. Io prima di tutto sono una nonna di 2 adolescenti e quindi che sono la mia vita, e perciò so sulla mia pelle cosa provo ogni volta quando si sentono questi fatti, questa aggressione che hanno sti ragazzi. E quindi ci è venuta l'idea, chiedendo aiuto al dottor Mirko Casteller, se ci accompagna nel cercare di capire, di cogliere questi segnali che si sente sempre dire, ma sti ragazzi, sti segnali che danno, questi silenzi che hanno, quei momenti che si chiudono per ore nelle loro stanze così. E perciò abbiamo detto, proviamo, noi come nonni adesso abbiamo il tempo materiale che possiamo provare a fare qualcosa, perché non è detto che, ma magari assieme alle scuole, perché siamo a disposizione di qualsiasi servizio qualcuno ci voglia chiedere. Quindi noi ci siamo, però abbiamo anche noi bisogno di capire un attimino e di avvicinarci a questi ragazzi, perché magari siamo un po' di generazioni indietro rispetto a loro e quindi magari non abbiamo i termini, il modo, le parole giuste. Ecco perché appunto questo incontro col dottor Casteller, che sappiamo, penso un po' tutti, sta affrontando questo tema veramente a 360 gradi e quindi vediamo cosa riusciamo a fare, se possiamo fare qualcosa. Che cosa le raccontano i suoi nipoti? Ma loro, cioè, adesso non so se è una fortuna, spero di sì, cioè loro mi parlano anche, mi dicono che loro non stanno anche attenti a non magari finire dentro qualche gruppetto che magari sembra un po' diverso. Però anch'io mi chiedo e spero e credo a loro che mi dicano la verità. Però sappiamo benissimo che è un attimo, magari una compagnia, un amico magari che ti tira dentro con qualcosa. Noi raccomandiamo sempre, mi raccomando ragazzi, state attenti, però diciamo che io con loro spero al momento ancora di sentirmi tranquilla, mi auguro, e quindi perché non è che loro ti raccontano, certo che ultimamente ad esempio il grande, quasi 17 anni, perché io dico sempre ragazzi guardate che sti telefonini, e vedo che su certi siti mi dicono no, sono tutte cavolate, non li guardo più. Ben bene, speriamo. L'appuntamento è martedì 16 aprile alle 10:30 all'Hotel Fior di Castelfranco. Lì voi chiederete proprio al dottor Mirko Casteller di avere quegli strumenti utili per capire i segnali, ma anche perché lei l'ha detto giustamente, usare il linguaggio dei giovani, quindi sapersi, perché non è facile nemmeno per noi genitori riuscire ad entrare in empatia spesso con i nostri figli e riuscire a capire qual è il modo giusto per parlare e per capire da loro quelle che sono le loro problematiche. Sì, no, ma infatti, ma anche perché effettivamente cerchiamo di essere vicini, ma dall'altra parte ci sentiamo un po' lontani e poi continuamente vediamo
devo dire una cosa, che secondo me abbiamo bisogno appunto che qualcuno ci insegni però magari adesso forse qualcuno dirà, ma secondo me il lavoro bisognerebbe farlo anche sui genitori, perché a volte io vedo in giro mi ricordo un fatto l'altro giorno al mercato, una mamma col passeggino, un bambino di 2 anni e sto bambino con sto telefonino davanti perché stia buono. Oppure ai ristoranti, dico, ma possibile che siamo così lontani da quello che erano 20 anni fa, dove che, insomma, se c'era qualche capriccio, uno schiaffetto sul sedere non ha mai fatto male a nessuno, dico io, e non ci sia un altro modo che tenere già sti bambini a 2 anni davanti a un telefonino, un tablet o qualcosa. E quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Sicuramente non risolveremo il problema, però magari provarci assolutamente sì, lo vogliamo fare veramente con tutto il cuore. Perché... Ecco, concretamente questo vostro impegno in che modo potrà svilupparsi accanto alle famiglie e accanto alle scuole? Cioè, che cosa voi immaginate, o meglio avete già in programma di fare poi concretamente per aiutare i ragazzi in questo senso? Allora, riguardo a quello che riguardano le famiglie, noi vorremmo poi avere un seguito, magari sul territorio, perché questo appunto è un convegno provinciale. Poi l'idea nostra, so già che qualche mandamento lo ha già in programma, di fare dei momenti appunto di incontro con dei professionisti, appunto come il dottor Casteller, invitando le famiglie, invitando i genitori. E noi ci mettiamo a disposizione anche delle scuole se vogliono organizzare qualcosa con sti ragazzi, non so, per andarci a parlare, ma anche perché come ha detto lei, noi siamo ex artigiani, che ognuno ha avuto la sua esperienza, e quindi parlare anche a sti ragazzi dei lavori artigianali, di vedere se c'è interesse oppure qualcosa, e cercare di prendere dei contatti anche appunto attraverso la scuola. Noi siamo a disposizione, quindi da parte nostra disponibilità 100 veramente, e appunto quello che faremo sicuramente in un prossimissimo futuro, incontro con i genitori e con le scuole se possibile. E il sindaco di Treviso Mario Conte, lo avevo accennato poco fa in collegamento con Gemona, aveva proposto il servizio civile obbligatorio per quei giovani violenti. Come legge questa proposta? Sono d'accordissimo, ma addirittura non solo per quei ragazzi che magari fanno queste cavolate, ma veramente andrebbe di nuovo reinserito il servizio civile, almeno quello, perché secondo me poi siamo di tante idee, ma credo che aver tolto il servizio di leva ai ragazzi abbia tolto quella possibilità di autonomia, di rispetto delle regole, rispetto per le persone, quelle cose che secondo me sono quelle che mancano e che portano a questi casi, perché se uno non ha rispetto, non ha le regole, e poi penso che siano anche queste le cause, perché uno che rispetta le persone, che rispetta anche i ruoli delle figure, mi viene in mente anche sempre nell'ambito scolastico, noi, ma non una volta proprio, non sto parlando di 100 anni fa, si diceva buongiorno signora maestra, buongiorno professore, adesso ciao maestra, ciao professore, c'è questo sistema un po', e poi appunto hanno tolto il servizio di leva, dico almeno un servizio civile, ma un servizio civile presso strutture, io lo vedo presso strutture di disabili, di anziani, dove si vede veramente quanto fortunato è un ragazzo o una ragazza a non avere certi problemi, perché noi che lavoriamo anche con qualche associazione disabili, cioè diciamo siamo fortunati ad avere i nostri ragazzi che stanno bene, che guarda qui che mondo, quindi far conoscere anche questi mondi a sti ragazzi secondo me li aiuterebbe anche su questo.
Ma perché le famiglie non hanno tempo, non sono in grado di fare questo? No, le famiglie non hanno tempo perché, per carità, se hanno la fortuna che tutti i genitori lavorano, poi chi è qualche ragazzo o la ragazza che non hanno anche attività poi sportive o quant'altro. Quindi io vedo che i tempi che hanno i genitori, poi anch'io ho lavorato, ho lavorato in proprio, quindi facevo anche 10 ore al giorno. Può essere che magari, non so, magari se chiedete a mia figlia, magari si sente, ma magari sono stata anche un po' trascurata, non lo so, però credo di averle dato una buona educazione, vedo che qualcosa lei con i suoi figli sta usando, a differenza magari di altre famiglie che vedo così, però effettivamente hanno decisamente meno tempo, ma lo si vede, ma un po' in tutto si impegnano un po' meno anche questi genitori, certi genitori, insomma altri no, ce ne sono che sono impegnati anche in associazioni, per carità, non voglio adesso generalizzare, però sta di fatto che io non condivido vedere alla sera alle 11 a mezzanotte i ragazzini in giro con la bicicletta o questo, dico ma stiamo scherzando, ragazzini di 13-14 anni, non so, mi chiedo, la domanda è ma i genitori dove sono, e mi chiedo io, per carità, magari domani vedo in giro anche i miei, non lo so, però se li vedo mi fermo e li mando a casa a pedate, insomma. E questo è il vostro ruolo in questa che è una battaglia comune di tutta la società contro il disagio giovanile. Diciamo che il ruolo dei giovani anziani, così siete stati in qualche modo ribattezzati, sarà sempre più importante in un inverno demografico che insomma sappiamo tutti, basta un dato, entro il 2030 gli over 65 in Italia saranno 3,5 milioni in più. Ma il vostro ruolo è anche quello di affiancare gli artigiani del futuro, perché sappiamo che ci sono tante attività artigiane che purtroppo rischiano di scomparire proprio per la mancanza del cambio generazionale. Questo è un vostro obiettivo, quello di avvicinare i giovani al meraviglioso mondo degli artigiani? Assolutamente sì, infatti noi che siamo in contatto comunque continuo con il nostro sistema Confartigianato e anche con colleghi che ancora lavorano, ormai io facevo parte di una categoria delle lavanderie, ma stanno scomparendo veramente, non parliamo di elettricisti, falegnami, ma tutto idraulici, e quindi anche qua mi chiedo ma perché i nostri ragazzi non vogliono, quindi assolutamente disponibili a spiegare loro che esiste anche questa opportunità e che lavorare per se stessi, ma ovviamente per gli altri dopo c'è soddisfazione. Sa una cosa comunque, che la burocrazia non aiuta in questo, perché effettivamente è molto difficile, c'è un iter per qualsiasi cosa che forse anche quello impedisce di avvicinare i ragazzi a questo mondo, però magari se ci parliamo assieme, se capiamo anche perché non vogliono affrontare fare questi lavori artigianali, magari assieme potremo anche trovare delle soluzioni. Un po' tutto in comune. Comunque non vedo un bel futuro per i piccoli artigiani, proprio quelli che io dico lavorano specialmente con le mani. Ed è un peccato, perché è bello lavorare con le mani. Uno ha detto le mani, la testa e il cuore per noi artigiani. Anche perché è l'identità del nostro territorio prettamente fondato su questo tipo di realtà, e quindi sarebbe un venir meno, un perdere l'intera società di questi valori. Io la ringrazio davvero tantissimo, ricordo l'appuntamento per il 16 aprile alle 10:30 all'Hotel Fior di Castelfranco Veneto insieme al dottor Mirko Casteller, organizzato proprio dall'Associazione Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, proprio per cercare di capire che strumenti poter dare a questa fetta di popolazione per aiutare
i più giovani a intraprendere la strada giusta. Grazie davvero a Letizia Baccicate. Grazie mille a voi di averci dato questo piccolo spazio. Grazie per averci raccontato il vostro impegno, vicepresidente del gruppo ANAP provinciale Confartigianato. Grazie e buona domenica ancora. Lei, grazie. Vediamo una notizia che arriva dal Gazzettino.it. Barista pestato è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, ancora una volta in Corso del Popolo a Mestre. È stato appunto un barista di origini cinese, è stato affrontato da questo rapinatore armato di coltello che lo ha aggredito. Il barista ha riportato poi diverse ferite, soprattutto al volto. Il rapinatore poi è fuggito con la cassa e leggete le grida di aiuto e la scelta del barbiere che ha l'attività accanto al bar rapinato, insegue il bandito con il monopattino. E restiamo a Mestre per il terzo tentativo di furto nel ristorante Amelia Romana alle porte di Via Giustizia. Il titolare racconta ai nostri microfoni: la situazione è diventata insostenibile. È il terzo in un mese, il terzo. È una situazione insostenibile, ingestibile, non ce la faccio più. Fuori città, esasperato, il titolare del ristorante Amelia Romana, Luca Serpente, scopre il terzo tentativo di furto nel suo locale alle porte di Via Giustizia a Mestre. I vandali hanno tentato di scardinare il magazzino del locale per cercare di entrare e rubare, senza però riuscirci, ma provocando solo danni. Non è solo il danno, adesso hanno cercato di entrare da una parte interna del ristorante che non è allarmata, quindi un magazzino adiacente. Dovrò spendere altri soldi per mettere in sicurezza anche questa porta. Dovrò mettere delle telecamere anche esterne, degli infrarossi, non so più cosa fare. Solo pochi giorni fa il titolare della carrozzeria poco distante dal ristorante aveva denunciato ai nostri microfoni l'ennesimo atto vandalico, chiedendo ancora una volta un presidio fisso e annunciando di essere disposto a bloccare Via Miranese in segno di protesta, posizione condivisa anche da Serpente. Io dico ancora di più, se è possibile di pagarci una polizia privata, qualcuno magari ci venga incontro anche il comune a questo punto qua, se non ha le risorse da darci con un presidio fisso, quantomeno ci dia la possibilità di poterci difendere da soli e ci dia la possibilità di intervenire con una polizia privata che abbia dei compiti ben precisi. Il presidio fisso è l'unica soluzione per dissuadere queste persone. Ed è ancora caccia ai banditi che hanno assaltato un'azienda Oraf di Due Ville per prelevare oro e argento dalla cassaforte. I criminali hanno impiegato una potente carica di esplosivo. Due Ville. Ammonterebbero a centinaia di migliaia di euro il valore del bottino in oro e in argento razziato ieri da una banda di criminali che ha impiegato anche una carica di esplosivo per farsi largo nella sede di un'azienda Orafa nella zona sud del comune. Un raid da veri specialisti del settore, l'azione della banda composta da almeno 4 persone. I criminali, che hanno agito a volto coperto, in poco meno di 4 minuti hanno prima messo fuori uso la videosorveglianza, poi a colpi di mazza hanno piegato le vetrate in corrispondenza dell'ingresso per giungere infine alla cassaforte, dove hanno fatto brillare la carica esplosiva e prelevato il metallo prezioso contenuto per poi fuggire. Sul posto sono giunti i proprietari e i carabinieri. Al momento la caccia ai banditi è ancora in corso. Fermiamo ancora per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in onda, sperando che la voce mi assista, e torniamo a parlare della tragedia alla centrale idroelettrica di Suviana. Chiusa nel silenzio la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere morto in uno degli incidenti più gravi nella storia delle centrali idroelettriche del nostro paese. A Ponte San Nicolò si attende il ritorno della salma per celebrare i funerali. E siamo in attesa, come insomma, potete immaginare, un po' tutti, per così dare l'ultimo saluto ad Adriano. La comunità partecipe, la comunità è in attesa e la comunità anche così mi ha
mi ha sollecitato insomma, che se fosse possibile che le ossequie fossero qui a Ponte San Nicolò. Nessuna certezza, qualche sicurezza a partire da lunedì. La comunità di Ponte San Nicolò spera di poter dare l'ultimo saluto in questa chiesa ad Adriano Scandellari, l'ingegnere di Enel Green Power, morto nell'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi. 57 anni, l'uomo che viveva nella cittadina alle porte di Padova da sempre, con la moglie e le 2 figlie, era amatissimo vicepresidente del Consiglio pastorale della parrocchia. Accanto alla moglie, fratelli e il parroco di Ponte San Nicolò, don Daniele Cognolato, nel bolognese c'era anche il sindaco giovedì, al momento del riconoscimento della salma di Adriano Scandellari. Rappresentavo la comunità e avevo comunque l'onore di rappresentare tutto l'abbraccio che la comunità di Ponte San Nicolò dà in questi tragici momenti alla famiglia. La famiglia è chiusa nel silenzio. Accanto all'anziano padre, il fratello sacerdote di Adriano, don Leonardo, e la sorella Raffaella. Nel frattempo restano stabili ma gravi le condizioni dei 2 feriti veneti nell'esplosione. L'ingegnere padovano Stefano Bellabona, ricoverato a Parma, e il veneziano Sandro Busetto, ricoverato a Pisa. La vittima Adriano Scandellari e uno dei feriti Adriano Bellabona si sono formati a Padova in una delle scuole di ingegneria più prestigiose d'Italia. Docente alla facoltà, prestato alla politica, il professor Arturo Lorenzoni, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale, che aveva visitato la centrale nel 1998. Sentiamo le sue parole. Giovane studente di ingegneria, lei è entrato nella centrale idroelettrica di Bargi. Che ricordo ha di questa esperienza? Ma era la fine degli anni '80 ed Enel aveva fatto uno stage per studenti di ingegneria, ho avuto la fortuna di partecipare e ci hanno portato a visitare questa centrale come uno degli esempi proprio dell'orgoglio dell'ingegneria italiana, ed effettivamente dal ricordo che ho io è di una centrale che è stata fatta con veramente l'eccellenza tecnica. E ricordiamo che Enel allora era ente di Stato, quindi aveva un obiettivo di tipo tecnico, non di tipo economico, quindi non si risparmiava su nulla. Una centrale costruita a regola d'arte, quella di Bargi, un modello utilizzato come altre centrali della dorsale appenninica per regolare la rete di distribuzione dell'energia elettrica. È l'ingegnere Arturo Lorenzoni, professore associato di economia dell'energia dell'Università di Padova, che parla, ripetendo più volte che solo l'inchiesta aperta dopo l'esplosione di martedì potrà dare una risposta a un incidente per ora inspiegabile. Un'esplosione di quel tipo è al di fuori di quello che possiamo pensare nell'immaginazione dell'utilizzo di una macchina idroelettrica di quel tipo. La scuola di ingegneria padovana resta una scuola davvero di grande eccellenza. Adriano Scandellari, vittima, ingegnere laureato a Padova, uno dei feriti più gravi Stefano Bellabona, ingegnere laureato a Padova. Io ricordo che la sede dell'ingegneria idroelettrica di Enel era a Mestre, quindi nella nostra regione si è diffuso un grande numero di imprese che lavoravano per l'idroelettrico, e anche oggi ce ne sono molte nel Padovano, nel Vicentino, nel Trevigiano, che direi sono l'eccellenza tecnica a livello internazionale. E indubbiamente sono persone con grande competenza, con grande esperienza tecnica, e vedere un incidente di questo tipo è un dolore molto grande. Io voglio veramente esprimere la vicinanza alle famiglie e l'augurio che presto Bellabona possa riprendersi. E a proposito di morti sul lavoro, centinaia di delegati veneti hanno partecipato all'Assemblea nazionale della CISL per la sicurezza e contro le morti sul lavoro. Tra le proposte, patente a crediti per le imprese, comitati aziendali per la prevenzione e rafforzamento degli organi di vigilanza. Al Pala Tiziano di Roma almeno 300 delegati dal Veneto, più di 50 da Venezia, si sono uniti nel messaggio Basta morti sul lavoro lanciato dall'Assemblea Nazionale Salute e Sicurezza della CISL, una mobilitazione che il sindacato ha avviato in tutta Italia con centinaia di assemblee e iniziative. Siamo moltissimi e siamo qui con una grande delegazione dal Veneto e da Venezia per rivendicare che vi sia finalmente una presa di posizione seria da parte del governo, anche legislativa, rispetto ai fatti anche che stanno accadendo nelle ultime ore. Abbiamo visto appunto, se guardiamo la nostra città, Venezia, l'ultimo è stato proprio il Teatro Momo. Non è più possibile che un papà, un marito,
vada a lavoro e non torni più a casa perché non vengono rispettate le norme di sicurezza alle volte basilari. Il numero di morti e feriti che si continua a contare in Veneto è definito inaccettabile. Nel 2023, solo in provincia di Venezia, 20 persone hanno perso la vita sul lavoro. Una cifra che in Veneto rende Venezia seconda dietro a Verona e sopra Treviso in questa drammatica situazione di emergenza per la quale si chiedono interventi urgenti e non proteste populiste che vanno alla pancia ma non risolvono i problemi. La CISL non ha aderito allo sciopero indetto da CGIL e UIL l'11 aprile. Giusto le proposte della CISL che vedono il mettere in campo questa patente a punti nei confronti delle imprese, ma che deve essere estesa a tutte le imprese. Giusto incrementare i lavoratori degli Spisal, degli ITL, dell'INAI, di tutti quei soggetti che devono fare la giusta vigilanza e la giusta prevenzione. Però bisogna anche investire nella cultura dei ragazzi, perché sicurezza è cultura. E noi come CISL siamo qui forti a dire al governo basta, è ora di impegnarsi seriamente e di dare una svolta rispetto a questa criticità che sembra essere proprio tutta italiana. Uno sbandato avrebbe preso di mira una vicentina e dopo l'arresto sarebbe tornato sotto casa della sua vittima. Lui è un nigeriano rifugiato, 28 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine. Soffrirebbe di problemi psichiatrici. Gironzola, in piazzale Bologna. Ad agosto se la sarebbe presa con una coppia che si era rifiutata di comprare droga. In particolare se la sarebbe presa con la donna e l'avrebbe minacciata di farle violenza appena si fosse presentata l'occasione. La vittima aveva lanciato l'allarme e sporto denuncia. La polizia di lì a poco avrebbe sorpreso il nigeriano con un'ascia della refurtiva vicino alla casa della donna e lo avrebbe arrestato. Scarcerato con il divieto di dimora in città, avrebbe violato l'ordine del giudice, riprendendo a frequentare piazzale Bologna. Gli agenti della questura lo hanno intercettato, nuovamente denunciato ed è finito in carcere. Da quel momento lo straniero è sparito fino alla scorsa settimana, quando sarebbe tornato a gironzolare vicino alla casa della donna. Negli ultimi giorni il giovane rifugiato nigeriano, sottoposto a libertà vigilante, sarebbe però finito ancora in manette, questa volta con l'accusa di aver rapinato un automobilista in Viale Verdi. Una storia che fa riflettere, i cittadini chiedono sicurezza, ma c'è da domandarsi se il sistema legislativo in Italia abbia bisogno di un netto giro di vite. Domenica scorsa la tragedia a Castelcucco, ieri pomeriggio l'addio a Resana ad Alfredo Ceccone, il 54enne ciclista travolto e ucciso da un 90enne alla guida, commossi gli amici e i compagni di squadra che hanno detto adesso correrai in cielo. Sì, ci manchi, ma non vogliamo pensare che la morte sia l'ultimo tuo traguardo, l'ultimo traguardo della vita. Noi crediamo che il nostro podio sarà da condividere tutti insieme nella gloria del Padre. E allora, caro Alfredo, continua a correre per noi in cielo. Usa il linguaggio del ciclismo Don Denis nell'ultimo saluto ad Alfredo Ceccon, il 55enne morto domenica scorsa in sella alla sua bici, travolto dall'auto condotta da un 90enne, ora indagato per omicidio stradale. L'incidente in via Santa Lucia a Castelcucco, in quella che doveva essere una giornata di sport e allegria per l'R2 Team, la squadra dilettantistica di Resana. Ceccon è spirato davanti ai compagni, gli stessi che nel pomeriggio lo hanno accompagnato all'entrata della chiesa di San Marco. La morte ci ha rubato Alfredo e lo ha fatto con quella freddezza e precisione che ci lascia tutti profondamente scossi e impotenti. Tutto sembra così surreale, impossibile, ma purtroppo è accaduto. Fianco a fianco il sindaco di Resana Stefano Bosa e quello di Castelcucco Paolo Mares, oltre 500 le persone che hanno voluto esserci per abbracciare la madre e la sorella. Presente anche l'Avis, cui Ceccon era iscritto, l'ultima donazione, la 115esima nel marzo scorso, proprio la bontà d'animo, ricorda un amico, era il suo tratto distintivo. E non esistono parole che riempiano il vuoto che lasci. Spavaldo, esagerato, estroverso, volevi sempre nascondere la tua anima spia, timida e soprattutto buona. Il tuo far del bene senza darlo a vedere, la tua totale mancanza di secondi fini. Adesso capiamo
che grande lezione ci lasci. E adesso andiamo a Verona, al Vinitaly, da Francesco Rattai. Ecco qui Fontana che parla al microfono, sentiamolo. Una notte difficile, quella che è appena passata. Sì, è stata una notte dove ammetto che insomma, abbiamo dormito poco e mi sono sentito anche con il Presidente del Consiglio, con il Ministro della Difesa, perché sono molto preoccupato, perché purtroppo la situazione peggiora di mese in mese e quindi anche da qui il mio appello a tutti è il senso di responsabilità, di prudenza e soprattutto a lavorare in maniera sempre più decisa per la pace, perché lo dobbiamo, penso, a tutte le persone ma anche per il futuro dei nostri figli. È veramente un impegno che tutti devono prendersi, lavorare in direzione della pace, perché non possiamo permettere che ci sia un'escalation di queste situazioni, di queste guerre che purtroppo ci stanno flagellando il mondo in questo momento. Grazie. Presidente, da veronese è un valore aggiunto essere qui a Verona e tornarci da Presidente di un'alta carica di governo, ovviamente. Chiaro, è un onore per me, ma mi sento a casa e quindi anche un piacere, ecco, diciamo. Ma mi fa piacere vedere proprio che la fiera comunque sta veramente diventando sempre più internazionale e risponde sempre di più alle esigenze degli operatori del settore. E quindi per me è un orgoglio vedere che la fiera sta progredendo in questo modo e voglio ringraziare tutti i dipendenti, perché so cosa vuol dire lavorare alle spalle e dietro le quinte del Vinitaly, quindi ringrazio loro perché l'hanno fatta diventare una cosa eccezionale. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. La saluta Giuseppe Maschera. Ah, salutamelo. Grazie. Francesco, mi senti? Siamo in diretta? Ah, eccoci qua, sì, Francesca. Abbiamo sentito al volo Buongiorno. le parole del Presidente della Camera Fontana, chiaramente riferite a quanto accaduto nella notte ad Israele con l'attacco da parte dell'Iran, un attacco annunciato e previsto, ed è un attacco che insomma, protagonista di questa inaugurazione del Vinitaly, al punto che la Premier Meloni, che era attesa proprio in questi giorni al Vinitaly, ha annunciato che non ci sarà perché ha convocato il G7. Esatto, l'ha detto anche il ministro Urso, l'ha confermato il ministro Tajani, ce l'ha detto, l'avete sentito in diretta, il presidente Fontana. È stata una notte difficile, si è dormito poco nei palazzi del potere, è convocata per fra un'ora circa una riunione del G7 indetto dalla presidenza di turno, che è italiana, e quindi dal primo ministro Giorgia Meloni. È stata un'inaugurazione molto sentita, molti i ministri che erano presenti qua oggi, l'hai detto tu Tajani, il ministro degli esteri Tajani, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro Sangiuliano della cultura e chiaramente il ministro Lollobrigida dell'agricoltura. Siamo proprio qui dove c'è lo stand del Ministero dell'Agricoltura, non so se riuscite a vederlo alle mie spalle. Sono 30.000 i buyers che sono attesi qua a Verona in questi giorni, 90.000 le presenze che si conta di riuscire ad arrivare. Praticamente il mondo del vino è qui in Veneto oggi. Non so se ci sono altre domande, Francesca. Grazie Francesco, ti lasciamo andare insomma a proseguire questo giro all'interno del Vinitaly per raccogliere altre voci. Poi questa sera all'interno del nostro telegiornale avremo la cronaca di questa giornata segnata comunque da quanto accaduto ad Israele. Grazie davvero Francesco Rattai e buon lavoro. Grazie a voi e grazie al collega Federico Cibotto per il supporto tecnico qui con me. Grazie Francesco Rattai e Federico Cibotto per questo doveroso collegamento dal Vinitaly. Abbiamo sentito le parole proprio del Presidente della Camera Fontana, le parole di preoccupazione per quello che sta accadendo in Medio Oriente con questo rischio escalation dopo l'attacco iraniano. Continuiamo con le notizie. 4 aggressioni nel giro di poche ore nel carcere San Pio X a Vicenza, sono già 12 dall'inizio dell'anno le aggressioni dei detenuti agli agenti di polizia penitenziaria. Per questo i sindacati proclamano lo stato di agitazione.
Alta tensione nel carcere San Pio X. A Vicenza sono 12 le aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria dall'inizio dell'anno, 4 solo nel giro delle ultime ore. Un detenuto di difficile adattamento ha da subito, in prima battuta, colpito 2 agenti ferendoli gravemente, con prognosi importanti anche che hanno raggiunto i 20 giorni iniziali, e seguiranno sicuramente altre dinamiche, diciamo, sulla vicenda. Lo stesso detenuto ha aggredito ulteriormente altri 2 agenti con situazioni diverse. Nel carcere di Vicenza l'aria è pesante, la polizia penitenziaria sta lavorando sotto stress e soprattutto, secondo il sindacato, sotto organico. L'organico è sottodimensionato, seppur i numeri del decreto ministeriale parrebbero giusti, ma non lo è, perché dall'apertura del 2017 del nuovo padiglione, con il cambio degli utenti, quindi ad alta sicurezza, c'è stato un cambio di rotta proprio come forza lavoro, e quindi mangono all'appello, da conti non fatti da noi, dall'amministrazione penitenziaria, di 73 unità. Mancherebbero 73 unità all'organico della polizia penitenziaria nella casa circondariale di San Pio X, e le aggressioni subite, che valgono come infortuni sul lavoro, portano a ridurre ancora di più le forze. 12 episodi di violenza subiti dalla polizia penitenziaria in questo 2024 sono un numero alto che portano i sindacati a decretare lo stato di agitazione. È stato dichiarato lo stato d'agitazione proprio per le difficoltà oggettive che il personale vive, quindi stress lavoro correlato, turni massacranti e forze lavoro con accorpamenti di servizio che non di certo rientrano nella logica del contratto collettivo nazionale, ma ancora di più far arrivare detenuti da altre parti per il cosiddetto svuotacarceri. E così anche oggi viene rilanciata la proposta di istituire un osservatorio delle carceri, un organismo che sia in grado di valutare, dati alla mano, i problemi delle case circondariali e di portare a livello istituzionale le possibili soluzioni. Riteniamo che sia estremamente necessario che ciò avvenga, proprio perché la parte politica si prenda conto di quello e renda conto di persona di quello che accade. Abbiamo parlato a lungo in queste edizioni di disagio giovanile, di baby gang, e purtroppo c'è un altro episodio molto grave che vede protagonisti un gruppo di ragazzini. È quanto segnalato a Casale sul Sile, dove un centinaio di ragazzini provenienti da Treviso e da tutto l'Interland trevigiano si sono dati appuntamento alla sagra di Casale con l'intento di rovinare la festa a tutta la comunità. Uno di loro ha danneggiato piante e fioriere davanti la porta del municipio. Si tratta di un minorenne non residente a Casale che verrà denunciato. Erano circa un centinaio, si sono dati appuntamento alla sagra, commenta la prima cittadina Stefania Golisciani. Erano divisi in gruppi numerosi e si provocavano a vicenda. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha potuto evitare il degenerare della situazione. Tra polizia locale, associazione carabinieri in congedo e carabinieri sono dovuti intervenire più volte per tenerli lontani tra loro. A loro va il ringraziamento mio e di tutta la comunità per aver contribuito a rendere sicura la nostra festa. Gli amici del parco che hanno lanciato la petizione contro il progetto della nuova area di interscambio al San Giuliano lanciano un altro appello al comune. No alla cementificazione, dicono Mestre, ha bisogno di altro. Abbiamo raccolto molte firme, ne avevamo già 8.200 raccolte e abbiamo avuto anche naturalmente il voto contrario di tutte le opposizioni nel momento dell'approvazione. Però le forze in campo sono quelle che sono. Noi cittadini resta questo ruolo, quello di sensibilizzare alla cultura del parco. I membri dell'associazione Amici del Parco sono più determinati che mai nel contrastare il comune nel nuovo progetto per il San Giuliano, che dicono fa passare per buono un piano di cementificazione che vorrebbe convertire la zona in produttiva e logistica, con un terminal di trasporto pubblico privato e oltre 45.000 metri quadrati di parcheggi per i turisti. Questa amministrazione di fatto sta eliminando questo rapporto, trasformandolo in un terminal di parcheggio per auto per 10 campi di calcio, mantenendo lì attività industriali, commerciali, soprattutto artigianali che vengono addirittura ampliate. C'è la totale sottrazione alla città di tutta l'asse
che affaccia direttamente alla laguna e quindi vuol dire snaturare decenni di lavoro. Oltre alle firme già raccolte, hanno organizzato un convegno al Candiani per sensibilizzare la cittadinanza. È veramente un intervento per il futuro dei nostri figli, della nostra città, è veramente pensare in piccolo quando la progettualità del Parco di San Giuliano invece pensa in grande, pensa al rilancio di una grande città, pensa al rilancio di Mestre, vive Mestre come e vuole Mestre grande città, vuole Mestre bella. Soprattutto nell'ottica di un futuro green. Tutto il mondo va nella direzione opposta, tutto il mondo va nella direzione della transizione ecologica. Transizione ecologica vuol dire qualità della vita, abbattimento dell'inquinamento, vediamo quante sono le malattie anche nelle nostre città, l'inquinamento in pianura padana, vuol dire relazione appunto con l'acqua della laguna, vuol dire verde, vuol dire passeggiate, vuol dire attività all'aperto. Ecco, bisogna andare in quella direzione con grandissima determinazione e quindi di questi centinaia di cittadini chiedono alla Giunta di fare un passo indietro. E restiamo a Venezia con le modifiche al regolamento sui plateatici città, l'annuncio degli assessori alle attività produttive, bilancio e polizia locale del Comune di Venezia. 1135 sanzioni a pubblici esercizi del centro storico veneziano, 105 provvedimenti di chiusura, 835 sanzioni secondo quanto disposto dal regolamento su plateatici, occupazione e difformità. Sono i numeri della polizia locale in merito ai controlli effettuati nel 2023 sul rispetto delle regole per i plateatici. La situazione 2023 ha portato a una chiusura delle attività per appunto l'esagerazione dei plateatici di 3 giorni, una sospensione delle attività per 3 giorni di ben 100 attività nel centro storico e isole. Non solo. Per la prima volta abbiamo inviato un ritiro del plateatico, sono 6 attività, il ritiro del plateatico per 1 anno. Sono tutti provvedimenti che vengono presi rispettando il regolamento, un regolamento che forse negli anni passati, nelle vecchie amministrazioni, nelle altre amministrazioni, non veniva portato a compimento. È la prima volta che l'amministrazione applica queste norme, non per colpire le attività, evidenzia Costa Longa, ma perché si rispettino le regole. Ecco perché saranno apportate delle modifiche al regolamento attuale. Noi vogliamo assolutamente premiare chi rispetta le regole, chi lavora in maniera corretta e quindi è giusto dare a loro la possibilità di non avere persone che lavorano in maniera sleale, con una concorrenza sleale, approfittando degli spazi non concessi. La sindaca di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, ha ricevuto a Roma il premio di Sindaca d'Italia 2023. Nesto è anche presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta e coordinatrice del G20 Spiagge Nazionali. Roberta Nesto, prima cittadina di Cavallino Tre Porti, è stata premiata come Sindaca d'Italia 2023. Il riconoscimento le è stato consegnato all'evento Italia, questa Repubblica Donna, alla Camera dei Deputati ed è legato al ruolo che la sua figura rappresenta per il turismo come economia, benessere sociale, conservazione e promozione del patrimonio e dello sviluppo sostenibile. Cavallino Tre Porti, di cui Roberta Nesto è stata rieletta sindaca con il 65% dei voti nel settembre 2020, è la prima località europea per turismo all'aria aperta, la prima spiaggia del Veneto e la 6ª città turistica italiana. Nesto è inoltre presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta, che con 25 milioni di presenze rappresenta la prima realtà turistica europea per PIL. Dal 2021 ricopre anche il ruolo di coordinatrice del G20 Spiagge, il network dei 20 comuni balneari più importanti d'Italia, una realtà che conta complessivamente 50 milioni di presenze turistiche, rappresentando il comparto delle vacanze più importante e decisivo per l'economia nazionale. Proprio in questo ambito Roberta Nesto sta sostenendo la proposta di legge per il riconoscimento dello status delle comunità marine. Nuovo presidio di protesta degli ambientalisti a Cortina d'Ampezzo contro il cantiere della pista da bob per le Olimpiadi invernali. Non si arrendono gli ambientalisti ed esprimono il loro dissenso nei confronti della nuova pista da bob con una lunga camminata da Soccola fino al cantiere di Ronco, dove gli operai al lavoro si dicono peraltro certi del successo del cantiere nei tempi previsti. Queste le ragioni per cui protestano. Per l'ignoranza politica che insiste a realizzare un'opera assurda che rischia anche fra l'altro di non venir
pronta per il termine giusto. Io sono qui perché sono un giovane cittadino ampezano, vivo qui, spero di poter vivere qui nel mio paese per il resto della mia vita. Il punto è che la pista da bob, ma non solo quella, perché la pista da bob è solo il simbolo di una tendenza che porta a trasformare il nostro paese, come tanti altri paesi di montagna, in dei villaggi turistici lussuosi ma impossibili da vivere per noi residenti. Manifestare per cosa? Manifestare contro una pista di bob, contro investimenti che sono assurdi, che non, anzi castigheranno i nostri figli e nipoti. Una cementificazione veramente assurda. Manifestare contro l'autoritarismo della politica odierna che non fa delle decisioni, non prende delle decisioni a favore della popolazione residente. Manifestare perché non sono d'accordo nel come stanno venendo investite le risorse pubbliche che sono anche nostre, e credo ancora che possiamo scendere e manifestare ciò con cui non siamo d'accordo. I manifestanti, riunitisi sotto l'egida del coordinamento ambientalisti dell'Alto Bellunese, anche in questa circostanza erano sì determinati, ma non tantissimi, e nuovamente più da fuori che ampezzani. Chiara la loro battaglia contro ogni cementificazione, comprese le preoccupazioni per quanto accade anche nel centro cittadino, dove viene denunciata la prospettiva di chiusura di ben 12 alberghi, in un momento in cui a Cortina c'è semmai penuria di camere. Vedi la difficoltà da parte della prefettura nel trovare quelle per le forze dell'ordine che garantiranno la sicurezza in occasione delle Olimpiadi. Alberghi i cui proprietari vorrebbero cambiare la destinazione, trasformandoli in condomini, come già accaduto in passato a strutture alberghiere utilizzate per le Olimpiadi del 1956. Siamo in chiusura, vi ricordo che l'informazione di Antena 3 torna questa sera a partire dalle 19:30 con le notizie da Treviso e provincia, e poi insomma con altri aggiornamenti chiaramente dal Vinitali, e poi vi racconteremo anche quello che è stato il 10° raduno del battaglione Gemona. Io vi lascio alle previsioni del tempo, alla pubblicità e poi al film Terminal. Grazie ancora e buona domenica. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Anticipo d'estate e caldo anomalo, poi la nuova settimana sarà decisamente più movimentata. Ma vediamo intanto il dettaglio di domenica 14 aprile. Sul Veneto l'alta pressione ci regala una giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, qualche addensamento in più verso sera sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio sulla zona montana aumento della nuvolosità. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ancora sole con della nuvolosità alta in quota. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime comprese tra 28 e 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.